Doveva essere una giornata spensierata, libera dagli impegni di lavoro, e invece un attimo, un solo momento, ha trasformato la gita fuori porta verso Chioggia in tragedia. È accaduto verso le 11 al chilometro 109 della statale Romea, tra Lova e Campagna Lupia, quando Maurizio Scomparin, 62 anni, di Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, in sella alla sua BMW 1200, insieme alla passeggera di 58 anni, si è scontrato con questo furgone azzurro condotto da un 43enne di Mira che viaggiava lungo la stessa direzione, ma che in quell'esatto istante aveva messo la freccia per svoltare a sinistra verso il bar distributore Arcobaleno. L'impatto è stato fortissimo, ci dice la conica, è ancora sotto shock la titolare del locale. Vedo solo il botto. E lo scontro è stato davvero tremendo. Sul lato sinistro del furgone ancora visibili alcuni dei segni dell'impatto lungo l'asfalto, anche pezzettini del fanale anteriore della moto. Subito sul posto, con i vigili del fuoco, la polizia locale e le volanti giunte da Pieve di Sacco, con i soccorritori del SUEM 118 arrivati anche con l'elicottero, ma per il Centauro è risultato purtroppo vano ogni tentativo di rianimarlo. E l'è trasportata all'ospedale di Mestre la passeggera 58enne che, seppur non in pericolo di vita, ha riportato gravi ferite, in particolare ad una gamba. Disagi al traffico con il tratto stradale chiuso per circa un'ora. È il secondo tragico incidente accaduto in Romea in soli 2 giorni. Sabato, più o meno lungo lo stesso tratto tra Rosara di Codeviga e Campagna Lupia, ha perso la vita un altro motociclista di appena 34 anni, Andrea Favaro, di Oriago di Mira.